Il viaggio di Marco Polo da Venezia a Pechino e ritorno coprì 15.000 chilometri. All'epoca, si sa, non c'erano strade come le intendiamo noi oggi e le risorse erano poche. Nonostante questo, i viaggiatori attraversavano il Medio Oriente, valicavano l'Himalaya fino ad arrivare in Cina, coprendo immensi territori. Questo uomo straordinario ebbe così modo di descrivere per primo la storia, gli usi e i costumi delle popolazioni che conobbe durante il suo viaggio lungo la cosiddetta Via della Seta. Tutto cominciò a Venezia, cuore commerciale del Mediterraneo e crocevia tra l'Europa e l'Oriente. Alla metà del 300 la città aveva 100.000 abitanti e questo la rendeva la terza più grande del vecchio continente, dopo Parigi e Napoli. Dal bacino di San Marco al Canal Grande era tutto un brulicare di mercanti, assicuratori e banchieri che si concentravano principalmente attorno all'area finanziaria di Rialto, alla quale si accedeva grazie ad un ponte levatoio per permettere il transito delle grandi navi mercantili che lì vi approdavano. Gli affari erano aperti a tutti e chiunque in città poteva finanziare uno o più viaggi commerciali, sperando così che la quota investita rendesse al massimo, un po' come facciamo oggi con i titoli finanziari e le azioni. I marinai e i mercanti rimanevano lontani da casa per anni e per questo motivo le mogli e le figlie dovevano farsi carico dell'aspetto contabile e genitoriale. Era quindi fondamentale che godessero di diritti che nel resto d'Europa erano inimmaginabili, soprattutto nel campo giuridico ed economico, ma anche sui figli e sui propri beni personali, e che godessero di libertà nella vita sociale e nella gestione in proprio delle attività economiche. Fu in questo contesto storico e sociale che nel 1271 cominciò il viaggio dei Polo. Marco aveva appena 17 anni quando il padre Niccolò e lo zio Matteo fecero ritorno in città dal Catai, la Cina di allora, portando enormi ricchezze e racconti di luoghi straordinari. In quel viaggio avevano persino avuto la fortuna di stringere amicizia con il nipote del grande Gengis Khan, l'imperatore Kubilai, ed entrare nelle sue grazie. Fu lui in persona ad invitarli a tornare a fargli visita, dopo avergli fatto alcuni favori, tra i quali recapitare al Papa, con l'intercessione del Doge, un messaggio di apertura al cattolicesimo. L'imperatore era ben tollerante nei confronti di tutte le religioni, tanto da essere sposato con una cristiana che apparteneva alla ristretta comunità dei nestoriani. Voleva quindi stabilire dei contatti con la Chiesa e richiedeva 100 religiosi da portare in Cina, oltre all'olio santo prelevato dal Sacro Sepolcro da donare all'imperatrice. In quegli anni il soglio pontificio era vuoto e il conclave, riunito a Viterbo, stava attraversando un momento di stallo. Senza la possibilità di recapitare il messaggio del Khan al Papa, i Polo decisero comunque di far ritorno in Asia, lasciando la questione in sospeso. Raggiunsero dapprima via nave San Giovanni d'Acri e poi procedettero via terra verso Gerusalemme, da dove avrebbero dovuto prelevare l'olio santo dal Sacro Sepolcro. Missione non facile, visto che le crociate erano nelle loro fasi finali e la città era appena stata conquistata dai turchi. Sorte volle che il Papa che venne eletto fosse proprio l'arcidiacono della Terra Santa, che venne proclamato con il nome di Gregorio X, che subito abbracciò la causa dei Polo, proponendo un'alleanza con il Khan che potesse aiutarlo nel contrastare l'espansione dei musulmani in Asia. Per questa ragione consegnò loro dei doni sacri e preziosi per l'imperatore. Il viaggio fino alla Cina fu pieno di insidie, sia geografiche che causate da guerre tribali e popolazioni ostili. Non dobbiamo dimenticare che parte della mercanzia che i Polo trasportavano erano oggetti religiosi di immenso valore e che i territori che stavano attraversando erano per lo più in mano a comunità musulmane. Quindi si può facilmente intuire la pericolosità della missione e il nervosismo della carovana. Le mappe a cui si affidavano i Polo e i mercanti dell'epoca erano state disegnate da viaggiatori e si può ben immaginare quanto poco fossero dettagliate. Tra i percorsi descritti erano riportati soprattutto i pozzi e i giorni di cammino fra un caravanserraglio e l'altro.
Il viaggio durò 3 anni e mezzo e venne rallentato di quasi un anno a causa di una misteriosa malattia di Marco, probabilmente malaria o tubercolosi, e poi un'altra volta, quasi alla fine, per un motivo che rimane sconosciuto. Una volta entrati nell'impero mongolo, i Polo sapevano di essere in salvo, grazie ad un lasciapassare offerto dal Khan nel loro precedente viaggio. Ai loro occhi la missione si presentava come un mezzo fallimento, dal momento che non erano riusciti a portare con loro i sacerdoti promessigli, ma l'ampolla con l'olio santo era riuscita miracolosamente a sopravvivere al viaggio. Kubilai invece fu molto tollerante a riguardo e molto impressionato dall'incontro con Marco, di cui apprezzò fin da subito l'intelligenza, la sua padronanza del persiano, allora lingua internazionale, e l'accuratezza che aveva nel riferire dettagli e particolari. Per questi motivi lo incaricò di viaggiare per suo conto per tutto l'impero, al fine di compilare dei rapporti su quello che vedeva. L'aiuto dei Polo divenne così importante che per anni la loro volontà di far ritorno a casa venne ostacolata dal Khan stesso. Fu così che la permanenza in Cina si protrasse per ben 17 anni, durante i quali Marco descrisse la quotidianità e le differenze tra la società cinese, sottomessa ma più raffinata e colta, e quella mongola che era al potere, di stirpe guerriera e nomade. Era proprio per questo motivo che Kubilai poteva controllare l'impero solo grazie all'aiuto di ambasciatori e governatori che provenivano dall'Asia e dall'Europa. L'occasione per rientrare a Venezia si presentò quando la principessa Kokachin, nipote del Khan, venne promessa in sposa ad un principe orientale. I Polo, in quanto esperti navigatori, vennero incaricati di scortare la ragazza via mare, dal momento che tutte le vie di terra erano bloccate da rivolte popolari. Il viaggio durò 18 mesi e al loro ritorno a Venezia erano rimasti lontani per ben 24 anni. A quel punto Marco era estremamente ricco, tanto da sposare Donata Badoer, appartenente ad una prestigiosa famiglia, dalla quale ebbe 3 figlie. Nel 1298, mentre viaggiava a bordo di una nave che batteva bandiera veneziana, si trovò in mezzo ad uno scontro con una genovese e fatto prigioniero. Questa fu l'occasione che lo rese immortale. Durante la prigionia conobbe Rustichello da Pisa, un romanziere che scriveva in lingua deuil, al tempo la lingua dei romanzi epici, e a lui raccontò tutte le sue avventure, alle quali molto probabilmente lo scrittore aggiunse del suo. A quel tempo la stampa non era ancora stata inventata e il racconto venne copiato grazie agli amanuensi. Nonostante questo ebbe un enorme successo e venne tradotto anche in lingua volgare e in latino con il titolo Il libro delle meraviglie, descrizione del mondo. I racconti giunsero fin nelle mani di Cristoforo Colombo e la descrizione dei palazzi con i tetti dorati furono da sprono per tentare di raggiungere l'Asia aprendo una rotta da ponente a levante. Con l'invenzione della stampa, poi, il libro ebbe un successo ancora più grande. Sembra che i motivi per cui il libro non sia più conosciuto con il suo titolo originale, ma come il Milione, siano almeno 3. La prima è che quel ramo dei Polo, per distinguersi dagli omonimi, si facesse chiamare Emilione. La seconda è che si crede si ispiri alla lunga distanza coperta, all'epoca misurata in miglia. E infine c'è chi dice che nel Cinquecento l'umanista Ramusio riportò come questo fosse il soprannome che i veneziani diedero a Marco, in quanto a esagerazione di quantità di ricchezze che egli vide in Cina, sempre riportate in milioni. I detrattori dell'epoca di Marco Polo spesso fecero riferimento alle descrizioni dei suoi racconti come poco credibili. Fu il primo occidentale a citare, durante la sua traversata dalla Georgia all'Azerbaigian, le pozze di petrolio, che lui descrisse come fuoco proveniente non dagli alberi ma dalla pietra. Inoltre, durante la sua permanenza in Cina, raccontò del carbone come pietre calde. Tra chi oggigiorno non crede al fatto che Marco sia mai stato in Cina, si cita il fatto che nel Milione non si parli mai del tè, che in Cina era ampiamente diffuso. Il veneziano però parla di una bevanda a base di riso aromatizzata con spezie. Inoltre non parla mai della muraglia cinese. In realtà, quando Marco era in Cina, la muraglia era completamente diroccata.
Dobbiamo anche ricordare che architetture di questo genere per un viaggiatore del Medioevo abituato a vedere ovunque fortificazioni non deve essere stato particolarmente sensazionale. A supporto della veridicità dei racconti, invece, abbiamo la sua descrizione del rinoceronte, che lui riporta come l'animale che ha ispirato il mito dell'unicorno, ma dalle fattezze più sgraziate, e l'orango, che confonde con degli umani particolarmente taciturni e bizzarri. Marco morì nel 1324 e sepolto nella chiesa di San Lorenzo. In seguito alle spoliazioni napoleoniche, la tomba andò perduta. Anche la sua casa non esiste più, a causa di un incendio nel Cinquecento, e al suo posto sorge oggi il Teatro Malibran. Rimane però una testimonianza che lo rende eterno: il suo testamento, visibile in copia al Museo Correr e custodito presso la Libreria Marciana. Nel testo si legge come le sue ultime volontà siano state quelle di liberare il suo schiavo Pietro, di lasciare tutti i suoi averi alla moglie e alle figlie e di fare un'ingente donazione alla Chiesa per il perdono dell'anima. E cosa ne fu della sua eredità? L'Archivio di Stato riporta gli atti di un processo svolto nel 1366, che vedeva coinvolta una delle figlie, Fantina, vedova Bragadin, che reclamava la sua dote, sparita in seguito ad un deposito di garanzia di un investimento fatto dalla famiglia del marito presso la Procuratoria di San Marco. Sembra che la donna sia poi riuscita a tornare in possesso dei suoi denari. Curiosità. Ma è vero che dal suo viaggio Marco Polo portò anche gli spaghetti? Intanto in Cina il frumento non era coltivato, per cui potrebbero essere stati solo di riso o di soia. Sembra comunque che questa non sia altro che un'invenzione pubblicitaria fatta nel 1929 dal National Macaroni Manufacturers Association.